Come in un sogno la Polisportiva Gioiosa batte la capolista Vittoria e centra il primo storico successo casalingo in eccellenza. I biancogranata di Mirko Silvestri sfatano finalmente il tabù Enzo Vasi e con una prova di carattere fermano la corsa dei biancorossi che cadono dopo 5 risultati utili di fila. Davanti ad una splendida cornice di pubblico il Gioiosa continua la sua striscia positiva approcciando bene alla sfida che si apre con i locali per 2 volte minacciosi, prima con un cross da sinistra di Retzos che costringe la difesa del Vittoria agli straordinari e poi con Bruno che ben servito in aria da Retzos viene fermato dalla tempestiva uscita di Cirnigliaro. Gli ospiti provano comunque a rispondere ma né il destro di Agudiac al 28esimo né la conclusione dalla lunga distanza di Privitera al minuto 40 mettono in difficoltà Paterniti. Nella ripresa però il Gioiosa ci crede di più e dopo i tentativi di Usman deviato in angolo da Ardes, il corner di Bruno allontanato da Sferrazza e la conclusione da fuori di Bruno disinnescata dal neoentrato Malandrino, i biancogranata passano al minuto 60 quando Franzino di testa anticipa il suo avversario mettendo in rete il pallone che fa esplodere di gioia i tifosi dell'Enzo Vasi. Per il classe 92, sommerso poi dall'abbraccio di tutti i compagni, si tratta della prima rete in campionato. Locali che la potrebbero chiudere al 73esimo, solo il palo però nega a Bruno la gioia del gol. Nel finale il Vittoria tenta poi l'assalto disperato, ma le sortite operate dagli ospiti alla porta difesa da Paterniti non producono il pareggio sperato. L'1-0 finale consegna dunque al Gioiosa la terza vittoria, seconda consecutiva in campionato e il quarto risultato utile di fila. Biancogranata che salgono in classifica a quota 14 punti e si portano a ridosso della zona playoff, mentre il Vittoria, che incassa il secondo KO in 10 giornate, rimane fermo a 22.